Un ragazzino viene tenuto fermo da alcuni coetanei, altri lo picchiano, qualcuno riprende la scena e poi la mette su internet. È accaduto in una scuola del Veneziano, ma questo non è l'unico episodio, numerosi sono i fatti accaduti anche a Mestre, un fenomeno che è in continua crescita. Sono diffusi sempre di più, ma soprattutto si stanno trasformando. Ormai è evidente come il bullismo e l'utilizzo di internet si vanno sovrapponendo e il cyberbullismo, cioè l'utilizzo appunto di internet come strumento di offesa nei confronti dei ragazzi e delle ragazzine sempre più giovani, è un tema serissimo. Per questo il Comune ha deciso di intervenire con il progetto a lezioni di legalità. L'obiettivo è far capire ai ragazzi la conseguenza degli atti che fanno. Non solo, ma sarebbe importante, hanno spiegato, instaurare un dialogo anche con le famiglie per evitare che questi atti diventino ancora più gravi. Purtroppo il problema di fondo è che mentre una volta le soluzioni e gli scontri si trovavano in piazza, ma a fine giornata tutto si concludeva, ora purtroppo questa piazza virtuale fa sì che tutto ciò che accade rimane per la vita. Liti riprese con gli smartphone, offese mandate sui social network. Ormai i casi non si contano nemmeno più ed i ragazzi devono capire che al compimento del 14° anno la situazione cambia. Dopo i 14 anni con dei temperamenti diventano responsabili di quello che fanno. Lei faceva l'esempio della merendina, una merendina tolta a 14 anni non è più un atto di bullismo. No, dipende dal modalità, ma potrebbe essere un reato di estorsione e che per un maggiorenne è punibile fino a 10 anni. Polizia Postale assieme ai dirigenti scolastici incontreranno nelle scuole i ragazzi per far capire loro la gravità di queste situazioni. Mi rendo conto che purtroppo gli effetti di quello che fanno e gli adolescenti non lo capiscono, dura nel tempo e dura psicologicamente. Gli smartphone, hanno spiegato, sono strumenti potentissimi che in mano agli adolescenti a volte diventano davvero pericolosi. Le vittime sono impotenti, bisogna prevenire questi atti. Le scuole in questo senso hanno strumenti limitati. Insieme, dicono, si può fare molto.